50 e passa anni fa, sul corso dei portoni, una bottega fasea caffè, de tutti i tipi, sempre boni. L'è il caffè Borsari, ex caffè Tubino, che fa sognare i veronesi col classico profumino. Perché dentro a sto negozio c'è caffè de ogni razza, da quel strano, ricercato, a quel che te bei in piazza. E il caffè de qualità e il mette d'accordo tutti quanti, anche a qui per verità, che ha dei gusti stravaganti, come quel che se fasea la tinta verde al pissetto, o quel che maiava le pappe del micetto. E col fià che savea da crocchette e da freschin, non rinunciava de bear il suo bon caffetè. Quella che de Verona, l'è una specialità, è coniugar gente normale a illustre celebrità. Perché qua ha fatto tappa Renato Zero, Preziosi, Panariello e perfin la Giulia dell'Ellis la nomina il caffè al grande fratello. Così Steve, non guardando il programma, una mattina seitava a ricever complimenti, come fosse una manna. Perché questo è il segreto, trattar con semplicità ogni cliente che dentro è capità, mettendo a suo agio, servendo al puntin, al stesso modo è il VIP come il semplice spassin. Così anche il caffè negli anni l'è cambiato, con un nuovo marchio che Steve l'ha studiato, componendo le miscele dai diversi aromi con inserti curiosi che da altrettanti nomi. Sul corso dei portoni, che è un rifugio de bontà, dove bear un buon caffè, guardando la vita della città.